Forte! Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, voglio a Forza Napoli. Porca miseria, non abbiamo sfruttato un po' la situazione del pareggio dell'Inter. Porca di quella miseria. Abbiamo giocato, sì, solo noi, che Chievo ha fatto uno di rapporto, solo noi. Con noi su Chievo ha fatto la partita della vita a difendersi, perché effettivamente uno di rapporto ha fatto per Chievo. Noi paghiamo, stiamo pagando la stanchezza, pure la stanchezza fisica, e stiamo pagando la stanchezza mentale, perché troppi passaggi sbagliati. La stanchezza fisica giustamente, perché io gioco sempre stessa ovviamente, quei tre là davanti oggi proprio Mertens non me ne ride, Callejon la stessa cosa, Insigne, se guardate tutti i fuorigioco che hanno fischiato, sempre Insigne ci stai. Voglio precisare la sostituzione di Gulam per Mario Rui. Beh, Mario Rui ha fatto 45 minuti e 20 minuti del secondo tempo ottimi, come prima partita che ha giocato nel Napoli, solo per 3 minuti, ha fatto un'ottima prestazione. Ma è inutile dire ci mancava, si è sentita l'assenza di Gulam, perché la squadra proprio in sé per sé si vede che è stanca, si vede che pure mentalmente è stanca e sbaglia un po' in più i passaggi. Notate sta cosa, perché è così. Purtroppo niente, non abbiamo saputo sfruttare che l'Inter ha pareggiato, potevamo andare a più 5 e la Juve la rimanevamo sempre a -3, e invece no, abbiamo fatto avvicinare la Juve pure solo di un punto, sta sotto di noi, e l'Inter è rimasta tale e quale. Oggi ho visto, a mezzogiorno ho visto pure la partita Inter-Torino, pure ho visto una bella partita, e niente, il Benevento era andato in vantaggio, anche se sapevo che alla fine questo Benevento perdeva, però già quel fatto, quella speranza, ma non mia, perché la speranza non la tenevo proprio, che il Benevento, per loro, la speranza per loro di stare un po' in vantaggio al Juventus Stadium era una speranza. Infatti un mio amico Rubentino mi ha contattato tramite messaggi, Marco Convertino, mi ha detto stasera, alla fine si sapeva che sta Juve con un minimo sforzo, ecco, però so che pure il Benevento ha fatto una grande partita, l'ha sbloccato in qualuta, da come ho capito, ovviamente non la potevo vedere perché stavo guardando il mio Napoli. Niente, abbiamo sprecato 2 punti con un Chievo che ha fatto la partita della vita, perché poi giustamente il Chievo con le altre si scansa, mucca chi la morta e così è Giarici. Io non sto dicendo che se ne scansò, ma niente di meno, è 9 rete alla linea della palla, 9, tutta la partita a 9. Là infatti si è tolto con le 2 punte centrali, all'ultimo si è messo e poi ritornava sempre con una punta centrale là per vedere un po' se si ripartiva a contropiede. Ma noi paghiamo più la stanchezza mentale e soprattutto fisica. Quei 3 là davanti, come va Geritto, sono stanchi, perché io quando sempre stesso. Non ci abbiamo sostituti. Se volessimo cagnare Insigne pure che per me è stata una chiave che Insigne, però alla fine Insigne è stato, diciamo, con quel tiro a giro è stato il più pericoloso. Amsic manca, mi è piaciuto al centrocampo. Beh, la difesa ha retto bene, come vi ho detto. Mario Rui, come da quando sta in Napoli, solo 3 minuti di gioco ufficiali nel Napoli, oggi ha avuto l'opportunità di fare 45 minuti
ha fatto 20 minuti nel secondo tempo, 65 minuti di gioco, ha fatto una bella prestazione, quindi io spero che migliori partita per partita, quindi ve l'ho detto come prima, è inutile che diciamo l'assenza, perché con Gulam la squadra era più alta, qua non si tratta di essere più alto, caso tratta che siamo stanchi fisicamente e mentalmente, si vede, ecco, questo è il nostro calo fisico che stiamo attraversando. Sabato mi sembra c'è il Milan, spero che il Milan vinca, così almeno non esonerano l'allenatore, perché sennò si perde, esonerano il Montelli, vengono uno, no, è bene fare la partita tra Vito Milan con noi, e quindi è meglio evitare, lasciamo, è meglio che benci il Milan con Sassuolo, che sei, niente, il campionato è lunghissimo, molti rubedini stiamo arrivando, state arrivando, aspettate, voi quando arrivate? Voi quando arrivate? Io ero visto, ho cesso questo. Voi arrivate e era processo, e voi votate. Scusi, qual è il problema? Io ve l'ho detto pure in una diretta live, io non voglio essere campione d'inverno quest'anno, quindi a dicembre spero che state pure un punto sopra. Guardate come rido, spero che state un punto sopra. A maggio voglio fare conto, a maggio voglio il tricolore. Non voglio essere campione d'inverno, attenzione, non ci voglio essere. A maggio se ne parla, ma per un fatto mio, perché non voglio essere, per vari precedenti, non voglio essere campione d'inverno. Quindi non è perché voglio portare seccia, no, sfortuna, tra virgolette in italiano, è per una mia osservazione, quindi non voglio essere campione d'inverno, io a maggio voglio vincere il tricolore, quindi state venendo. E io tu cesso, chi si questo, io è merda, perché si vinco che si perde, sempre solo io e me. Ciao, voglio un bacione e forza Napoli, perché tutto riesta a munnezza e sicchiero, sempre, ciao, voglio e forza Napoli. Clacky boom, para pa 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 pa